giudizio che io accetto è il giudizio dei miei cittadini. Io E al giudizio dei cittadini ha annunciato che si sottoporrà ancora una volta a Paola Roma, ormai ex sindaco di Ponte di Piave, dopo le dimissioni di vice sindaco e 6 consiglieri che hanno fatto cadere l'amministrazione. Si ricandiderà alle elezioni del prossimo anno e la Lega sarà al suo fianco, come ha dimostrato la presenza del segretario nazionale Gian Antonio D'Arè, di deputati e senatori, sindaci e telefonicamente anche del governatore Luca Zaia. Se io fossi a Ponte di Piave sarà quello del sindaco, devono candidarsi tutti quelli che hanno firmato le liste e vedremo ma finalmente spiegheranno i cittadini di Ponte di Piave e a Paola per mollare perché tutti per uno e uno per tutti. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti con me fino all'ultimo perché non hanno tradito i cittadini. Tradire i cittadini non è il compito che ci hanno dato, si va a casa se un sindaco non fa le opere, non per personalismi. Quindi ritorniamo con una nuova squadra e più agguerriti di prima perché i cittadini vengono prima di qualsiasi altra cosa, qualsiasi essa sia. Roma furiosa e determinata a riprendersi il ruolo di sindaco. Lavorerò con il commissario, gli darò tutti gli input perché i cittadini non meritavano questo. Per attaccare la mia persona hanno fatto del male a Ponte di Piave e questo non glielo permetterò ed è per questo che mi ricandiderò. Il segretario D'Arè ha annunciato che il consigliere leghista Stefano Favaro, che ha voltato le spalle al sindaco, sarà espulso dal partito. Gli altri militanti hanno garantito a Roma pieno sostegno per la prossima non facile campagna elettorale.